20 giorni fa, con una lettera aperta al vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, si era rivolto ai viticoltori mettendoli in guardia dai pericoli derivanti dal dilagare della monocoltura, leggesi prosecco, e dall'uso dei pesticidi. Un ammonimento che aveva attirato a Monsignor Pizziolo le critiche più o meno velate di rappresentanti del comparto e della politica. Ora emerge che la stessa diocesi, o meglio l'Istituto di Sostentamento del Clero, possiede e gestisce un'ottantina di ettari a vigneto, 20 dei quali proprio tra DOC e DOCG sulle colline del Prosecco. Un'aperta contraddizione che però Monsignor Pizziolo spiega così. Non ho mai affermato che occorre rinunciare totalmente ai fitofarmaci o peggio ancora estirpare i vigneti, ci mancherebbe altro, no? Lo so bene che non è questa la strada possibile. Io ho detto alcune cose che già l'Istituto Sostentamento del Clero della nostra diocesi, che ha dei vigneti, già attua, e proprio per questo, con cognizione di causa, io ho detto questa strada è possibile. Si pensi che la superficie coltivata a vigneti che è 17% su 100. Il vescovo spiega anche che nei suoi terreni la diocesi già applica ciò che lui ha chiesto ai viticoltori e agricoltori di fare. La monocultura cerchiamo di evitarla e di diversificare i raccolti. Secondo, l'attenzione all'abuso dei pesticidi è attuata in maniera molto rigorosa secondo i protocolli, le regole. E terzo, cerchiamo di osservare in maniera molto rigorosa le regole di buon vicinato, nel senso di non piantare vigneti vicino alle abitazioni. Parlo di cose che conosco direttamente, incalza il vescovo, che non ci sta a sentirsi dire di essersi intromesso in materie che non gli competono, e si schiera anzi al fianco dei produttori nella difesa del Prosecco rispetto al Prosec croato. Mi pare che sia una scorrettezza, mi pare che sia giusto anche la pretesa che hanno i produttori di vedere difeso il nome del loro prodotto.